forza. Buongiorno maresciallo. E che avvocato, ogni giorno viaggiate in tassi e oi a piedi. Caro maresciallo, io non guido macchina. Comunque tu tassi mi fece passare il calzotto, mi faccio 4 passi a piedi, tanto dice che fa bene la salute. Caro avvocato, voi fate la bella vita. Viaggiate sempre in tassi con l'autista e poi siete proprietario e direttore di un giornale tutto vostro, La Scopa. Allora, maresciallo, a uno, per quanto riguarda la questione della macchina, io mi feci 2 punti e se le fa pure lei, vedesse con commenti. Un bullo, assicurazione, a benzina, a manutenzione. Mettiamoci che ancora la macchina non l'aveva accattata, non la sa accattare, giusto? Oh. E quindi, un commento. Per quanto riguarda la questione del giornale, io, caro maresciallo, sono l'unico direttore al mondo che si scrive un giornale su Stampa, su Thalia, quando ne esce da tipografia su Piglia, su Carica e su va bene a uno a tutti i cristiani che incontra. Caro maresciallo, però chi sta sì, che è libertà. E chi è pure vero. A proposito, maresciallo, chi sta ve la regalo? Grazie, grazie. Una lira anche a credenza. Sempre così è stato e sempre così sarà, maresciallo. Adesso saluto a San Calò, che io mi santo, e poi mi innacchiano a taglialavoro, che fanno una pasta al forno che è deliziosa. La mia moglie, la mia governante manco sanno cucinare, un solo che scassa nei mazzi non sanno manco cucinare, me ne vai maresciallo, statemi bene. Arrivederci. Caro San Calò, durami forza di continuare, perché stancavo, perché per combattere questa città ci vuole pazienza, ma tanta pazienza. Ciao, Tore. Ehi, ciao Angeli. Che parli solo? Sembra che sei devoto sempre a San Calotto, Certo, uno sa che sono devoto a San Calò, e tu pensa che a casa mi fece portare una statua di San Calò e me ne stai facendo fare un'altra per metterla già sotto a San Leone. A tua casa a San Leone resterà una storia di Giorgente, un pagliaro di Torriggio Malugioglio. Sì. E caro Torriggio, resterà una storia di sta città pure tu. Vero, resterò nella storia di questa città pure io, perché sono foggi. Non è che sei forte, tu puoi cambiare le cose, puoi cambiare il mondo, ma il mondo non lo può cambiare nulla. Non si possono cambiare le cose di questa città, caro Torriggio. Tu non tuo giornale La Scopa, dici tante cose giuste, può cambiare la coscienza delle cristiane, però, caro Torriggio, ti metti contro la gente parlano e ti posso dire da me come. Vedi che tu ne fastidio alla cristiana e tante ti pigliano per foggi. Vero, ragione c'è. Ma sai qual è la cosa? Che tutti quelli che hanno voluto cambiare il mondo hanno stato giudicati sempre pazzi. La storia chi sta caro Toretto. Comunque, sai che ti dico, ti saluto che aiuterà a fare 4 visite. Va bene. Ciao, arrivederci. Ciao. Ciao, Angeli. Ciao. Vedessi che più tardi me ne vai in via Tania che va a fare la vagnata poco mezzo. No, Mario, quello dico io quando che fa la vagnata. Ma senti una cosa, fammi sentire come che fa. Questa sera ci sarà il comizio dell'avvocato Torriggio Malugioglio. A mangiarsi la zizza. E ora arrottati. Mario, se Cristiano ci dice che ora ci andrà bene, uno sanno e un meno. Allora, stasera 7 e continui, da capo. Vabbè, allora, questa sera alle ore 7 ci sarà il comizio dell'avvocato Torriggio Malugioglio. Va a mangiarsi la zizza. E ora arruttati. I cristiani, se ci dice così, sta setta di si mangiare la sua zizza. A me c'è a dire, sul tema, va a mangiarsi la sua zizza, eccetera, eccetera. Arre, yala.
Questa sera, alle ore 7, ci sarà il comizio dell'avvocato Turigiu Malogioglio sul tema. No. Va mangiasti va zizza. E ora arruttati. Mario, e ora arruttati là. Vabbè, buono Buono, finisci. meno male. Avvocato, mi scordavo una cosa importante. Mi ha chiesto di dire che si fa a porta di po'. Bene Mario, me l'hai ascoltato pure io, sì, di quando mi metto qua capisci per niente. Niente. Beh, dici pure che ti hanno accattato il giornale alla scopa. Scordare, Va bene. Bagnate i pesci. Se tu, mi sono d'accordo. Io un marito che si lavorerà in legge per fare l'avvocato, invece fa l'avvocato, fa il giornalaro. Ma quanto ne vende? Che se ne vanno a crescere tutti sul giornale? Ci incartano i fisci. E poi si va a Biatanea. Professore, mi disse che ci preparava un registro che compito in no mezzo, che giocava a correggere. Sì. Ci mise una scrivania. Grazie, più tardi per correggio, grazie. Margherita, mettici qua tra tutte le armate. Senti una cosa Mario, domani preparami il robe che visto che il tempo è canale, me ne volessi scendere da mare a San Leone. Buono, se da sotto c'è nodo e finisce così giornale. Ma che fastidio di tu? Mattina mi suso, mi lavo, mi vesto, mi faccio una passata al momento che aspetto tassica, poi mi viene all'assata Agrigento, ma me ne vai ovviamente, faccio 4 passi, ma setto, mi piglio caffè, poi verso Mazziola, passo nel musicò, mi faccio fare un bellissimo panino che panelle, chino dei panelli, e poi quando decido, mangiare a pigliare un caffè a Porte Ponti. Momento mi preparo le cose per i comizi, mi faccio i comizi. Quando finisco, mi chiamo tassì e mi faccio venire alla sala a casa. Che fastidio ti do? Che sta sì che vita! Dottora di cultura. Quando devi studiare, per fare un principe del foro, ma che foro è foro? Solo i forda e per tu sa di mura, l'italiano, e che ti distrae? No, lo vedo che capisci finalmente. Invece di fare l'avvocato, va facendo il giornalare a scrivere i barzellette. Margherita, tu fatta presidi, che io ne faccio i fatti me. Però, professore, suo marito mi disse che ha ragione, Avice. Mi disse che è conosciuto in tutto il Giurgente e pure fuori da provincia. Pure tu ti ci metti a difendere. Certo, vale Dio. Brava Mario, brava. Certo. Però non ti scordare, domani mattina devi preparare cose che ne voglio uscire a San Leo. Sì, no, io pure vengo, così mi vengo a pulizio di camere, sì, me le pulizio tutte. E pulizio chi da so a destra e chi da sua moglie a sinistra. Non ti scordare lo spirito che vedi che sta finendo, Non so, ma signore, pronto. Sì, non scordare, perché sta mania chiave con i cristiani che ci danno la mano, sa che la disinfettare le mani con sperto, fa morire da vergogna, ma perché non avevi una? Ma pure di cane si scanta, tutti e due lave. Anzi, tutti e due lave. Che vergogna che mi fa fare. Nel cangi pensassi Picani, che Picani ci vai io prima lì e tu fuori, stassi tranquillo. Vabbè, io me ne vai, perché sennò ho finito a scrivere oggi. Sta bene. Io parlavo più. Sta bene. Quando guardate tu. Mario, sai che fai? Portami un registro per secondo ti correggo qua. Va bene, Vedano organizzare sta bella sosezzata, tutte, buonasera. Si ricorda cosa sono io? Non mi ricordo, ho lente che dici? Sì, a posto, tutto a posto. Si ricorda che ci promise che aveva bene da fare una bella suonata e bella cantata? Pigliamo la chitarra. Subito, forza, pigliamo la chitarra. Ci voglio dedicare una bella canzone. Ovino. Cacciotto da taverna, E con gamba un bivi. Tutti insieme, tutti mi dicono un sogno vizioso, che di sto vino io sogno amoroso, stai vittato dintre le taverne, e io non manco una sera di già, e tu vinello zuccherato e bello che mi fa girare a mia luce rivello, o quando si dolce, o quando si bello, e tu vino zurroso battimi do muso che mi fa scordare le mie pene amari,
qui quanto è bello sto vino di ca. Quando la sera alla casa io arrivo, non hai forza di tupuliari, io non mi sento né morto e né vivo, cadendo in terra finisce così. Ma ora appena arrivo succede una guerra, mia moglie a ferro, un bastone lei e mucca a testa. Ai che dolore, ma io non sentivo un'endi sogna se non c'è vino, mi vivo un mar di rottino. Quanto è bello sto vino di ca. Il mirello di carate è bello che mi fa girare a mio luce livello. O quando si dolce, o quando si bello. E tu vino sul rosso sbattimento muso che mi fa scordare i miei pene amari. Di quanto è bello sto vino di ca. Piccio, vedete che c'è l'avvocato che sta preparando il comizio. Si chiama Chiere, che io quando passo da casa che mi va a dormire una lavata e mi va a cacciare. Piccio, la lavata un comizio. Sapete come bagnare? Sì, Popolo dei cornuti! Uomini senza palle, perché prima sparlate ai vostri politici e poi le votate. E allora perché vi lamentate? Perché vi sentite in carcere per caso? Ieri sono stato a Bonamorone, sapete che cosa ho visto? Sì, cannò la caricotta. Ho visto un sacco di gente che era messa in fila, che aveva i quartari, i bumoli e riempiva l'acqua. E voi l'acqua non ce l'avete, voi l'acqua la pagate e verranno ogni 20 giorni. L'acqua, ricordatevi che non è un bene del comune, ma l'acqua è un bene comune! E allora uscitele fuori e andate a lamentarvela davanti e ricordatevi che siete un popolo dei cornuti! Avvocato, Che c'è, maresciallo? disse che qua, a furia di dire popolo di cornuti, ci fecero una denunzia per offese e diffamazione. Ah, maresciallo, lo so che mi ha denunciato. Avvocato, in altre parole, da prossima volta in poi, lei, popolo di cornuti, non la va a dire più. Se inventasse qualche altra cosa. Va bene, va bene. Toto, Ciao, che Geri. non sta chiedendo? Ma stai che hanno rabattuto io, scusami, posso venire sul giornale? Lo solito, tanto tu sempre per chiedere venire nel giornale. Io da così, ma chi ha? Mi pare seggiato. Hai problemi con Margherita, tu sai come sono fatte mogli, no? Cosa nuova? Ah, perché ce n'è moglie che non si fanno fatte solo No. e non ci rompono scatole. No, non ce n'è. Oh, però te posso dire, Ah, una mogliere particolare, veramente Beh, particolare. a mio dici. Stanze separate. Ma lei è una curiosità. Con tanti picciuttetti che c'erano, buoni, ti sta a pigliare chi sta qua? Non è che è la fine del mondo. O spieghi come mai tu che era tu bello benestante? Ora tu dico, Geri, ma pigliavo buona, perché così sono sicuro che amoro franco, di naca e di corna. Ragione, è una cosa, ragione vero. A così una pensiera. Ti saluto, Geri. Ciao, arrivederci. Ciao. Buonasera, avvocato. Oh, buonasera. Ci vuole fare complimenti per comizio e per giornale. Che faccia? Posso dare la mano? Ci mancasse Oh. aspettassi, però un attimo. No, è perché finivo di stamparatura e c'è la mano fatta ancora in chioscio, per non mordare. Ci voleva dire, visto che ora ci sono le elezioni, perché non si presenta alle elezioni? Che stassi tranquillo come tu mio la vedi sicuro. No, se io non mi presento perché non mi interessa.
A me non mi interessa anche se ci sono buone possibilità che ci potesse pigliare, perché io non è che mi scatto di nuovo, A me sappi che mi interessa che i cristiani nei miei comizi sanno la verità. Poi, se la coscienza di Dio capisci, buono. Se non capisci, niente. La mia coscienza io la a posto, perché la verità ce la dico. Quindi... È buono fa, buono. Io comunque ora me ne vado che era buona parone, a chi all'inghiere bedona c'è la lapa carica di quartara e di bedona. Da ancora quando cammina, pensate che buchi, che picchi sanno sempre suona, senza rompere quartari, Ragione, avvocato. A Sicilia è tutta così, e chi ne ha di portoso neanche. Comunque, io saluto. Ci voleva dire se lei si candida o voto mio lave. Buonasera, grazie, tante cose. Io faccio giornata, Ciao Giorgio. Ciao, chi è? Chi è, compare? Ma veramente mi ne capi che c'hai un bruciore ne poteggia che mi sta mangiando la vita. E donnino per queste cose chi giù maestro è. Buono, fa queste cose naturali sono le migliori. Va bene, va, ne vediamo dopo, Ciao. Perciò c'è un cavolo, però mettetevi in testa che l'estate sta finendo. Tutte cose finiscono. Lo so che l'estate sta finendo. Ma che lei non c'è la sua partitore vacanti, no? Tutte punzette e sinnè. No, mamma, se scorda la corda sei a pigliare la vena, non ti preoccupare, che fa scherzi. Tale c'è, non piace a lei. Ti ha lodato Gesù Cristo. Sempre salvato Gesù. Donale, io facessi da Bibbia per trasferire se qua, magari ci fossi voi qua, non che c'è c'è, i due terchio e sgamo, annati, mi tratta come se fossimo un cane di manna. Fratelli, Mi piglia pure a pagnettona. fratelli, dovete ricordare che siamo esseri umani e possiamo sbagliare anche noi. Se il vostro pastore sbaglia, non guardate alle sue gesta, ma dobbiamo imitare le gesta di Cristo. Solo Lui non sbaglia mai. Lei dice così perché è troppo buono, non è come un giudice e mangia per il tradimento di Don Vincenzo. Vero, e con tutto che siete ancora un picciottello, padrone, già vi conoscono tutti. E avete una bella, buona reputazione, padrone. Vi ringrazio. Sta infatti scritto nella Sacra Bibbia che la reputazione vale più dell'oro. Investite nella reputazione. Che belle parole. Questa è una cosa che ci costruiamo noi con le nostre gesta, giorno dopo giorno. Bravo padrino, bravo padre. Non padre, non piaggio a lesse. Se non facevo padrino, chi mi avessi piaciuto fare? Sarebbe piaciuto fare lo scrittore, l'archivista, il critico d'arte oppure il giornalista. Perché uno fa? Ancora un picciottello, un uomo di cultura. Perché uno fa, padrone? Ragione. Vediamo. Comunque, devo salutarvi. Pace e bene. Sempre pace e bene. Amore, ci voleva Grazie, grazie. Raga, me ne vai io ci volessi dire una cosa. Io sempre, la serietà e bruciore qua, la bocca allo stomaco, ha pigliato pillole, medicinali, ma non hanno fatto niente, completamente niente. E che ci avevano a fare? Pillole, medicinali, magari ci mangia cose piccanti, magari ci vivi qualche bicchieretto di vino, magari mangia cose calde, vedemma, perfetto. E come ci va a passare allora la bruciore? Sappi com'è? È come se volesse poliziare mentemo un cato. Si mette dentro un detersivo e si scorta l'acqua. E come la faccia a fare? Come ci va a passare? Aspettassi un minuto. Hai una cosa qua che ci fa passare tutti i cosi ora. Visto che sì, salute. Grazie. Questi sono segni di finocchio. Ora possiamo quando arriva a casa, piglia una puntita da così, la metti da una pignatetta di carezza, la metti in capo, a fuoco lento, la fa cuocere. Quando butti, a piacere solo, occhio calda, occhio fritta, come ci piace, ci la vivi. E tutto insemmola lo stomaco, nasita, ci passano tutti i cosi. Buono, io queste le posso cogliere pure in campagna. E non solo,
si bossia continua di tanto in tanto, ogni tanto, finché nell'acqua calda si lo vive, ci passano tutte cose. Grazie nonne, grazie veramente. Ah, grazie, arrivederci. Ciao Piccio! Ciao! Alla prossima volta! Ciao! A me che c'è, Piccio? Tutto signo! Tutti ci sono. Tutti ci sono. Allora le votazioni ci sono tutte. Vero. E intanto manca l'acqua. Ebbene ogni tutti si mangia. Ragione. E mi tocca remino un po' amorone, di guardare con bummolo, come un cornuto a girare l'inghilare. Bomba! Così non si può girare avanti. Abbiamo tutti i strati rutti. Ogni buco è tanto. E non ci pagano le tasse, non ci pagano le tasse. Io voto democrazia cristiana. O Parrino mi dissi che se voto comunista va a finire un berno. Bomba! Dicono che all'estero i comunisti si mangiano i picciolini. Io non ci credo. Io non ci credo. E intanto io voto Movimento Sociale, che chi almeno fanno qualche cosa. E io sogno fascista. Dico quello che voglio. Non dire forti che se ti sentono, restano. Ammazzano, però potete stare tranquilli che no, i picciolini non ne mangiamo. Comba, io comunista sogno e vi posso assicurare che picciolini non me ne mangio, ma... A me sta storia che i comunisti mangiano i picciolini per me è una falsa, va. Una menzogna, parliamo di chiaro. A me avevessero sta attento che i comunisti si mangiano i picciolini. Senta qua, giovanotto, vedi che quando tu camminavi in mano manuzzi con va, io ero a Portella di Ginestra a fare la sferata del 1° maggio, va. E qua bandiera rossa, che te pare? Quando c'era Salvatore Giuliano. Dicelo tu. Quando mi dai operai qua bandiera rossa che c'erano, che le mangiavano i picciolini, E tutti che sparavano. Sparavano del gordo, picciotti, E meno male che ne salvammo, meno male. Ma gioco, però, non si sa quel che dice la verità, non si sa quel che ti ordine di sparare. È un mistero. Non si è saputo mai. Perciò facciamo le cose nostre, del nostro paese, perché di Palermo non interessa niente. Perché qua li incolpano a tutti. Pure chi ti concentrano niente. La verità è. Io voto a Cuno Pane o Travai. Tante partite tutte stesse sono. E dice giusto l'avvocato Malogioio. Tranquillo, È vero, però io con le sue comizi, sul giornale La Scopa, l'altro giorno per curiosità me la cattavo, una lira, anzi ha regalato, magari addirittura a credenza, figurati. Vabbè, ma io lo stampa così, senza guadagnarci, a fare un conto, che cosa ci costa a farlo stampare che a venderlo. Io è tanto onesto, non si mette niente in sacchetto. Vero, ci sono i barzellette, i disegnini. Fanno parte del giornale. A mia mi fa ridere questa frase di suo comizio, quando che io dice popolo di cornuti! Senza pace, è vero! Che piccio, Sentivo su cosa dicevo, un gancianente. Un gancianente. Ma a bocca mi dice una cosa, a voi di che partito è? Io di nessun partito. Io sono ospite. Io quando faccio i miei comizi sono ospite.
da Democrazia Cristiana, dei socialisti, dei repubblicani, del Movimento Sociale, di tutti, di tutti. Ma si può sapere di quale partito è? Ciabatti, io non ho partito. Come partito sapete qual è? La Scopa. Questo è il partito. Questo è il giornale che dice le cose al popolo, ma di un popolo che vede, sente, sa e non parla. Sì, è vero, Picciò. E rimane sempre nella stessa posizione. Avvocato, e che posizione è? La posizione di chi gioca ci fa male la schiena, Sì, la posizione dei pecora. No, ragioni Giovanni, la posizione di chi gioca ci fa male la schiena, la posizione dei vo, che tirano, i vo che corna che tirano un carro, che tirano un carretto di pagiuna, che sono sempre chi sdrenati, piegati così, obbediscono solo all'ordine, non solo, e non si lamentano. Giusto, avvocato, come dicevo sia alle comizi. Picciotti, tutti in coro. Ci piace? Esatto, proprio così. E infatti tu quando dici popolo dei cornuti, non vuole dire che i femmine ne fanno corna, ma che siamo come le uova, con le corna. Proprio, come voi che fanno. Giusto. Il mio è un giornale di satira. Che vuole dire l'avvocato, satira? Ma che mi tiro? Un matino, satira! Satira, sai che è la satira? Ora lo spiego. La satira è un modo per poter dire le cose che bruciano in maniera leggera, in maniera che uno ci arriva sopra, capisci? In modo che uno non si piglia sa. Chi sta la satira? Avvocato, cane che siamo tanto studiate, avvocato. Carmen, non è che bisogna essere, come dici tu, studiati per capire che ogni portoso che c'è vi fa rischiare di rompere i carretti, di rompere le biciclette, di rompere i gambe, perché vi stoccate i gambe se cadete. Dici, avvocato. Non è che ci vuole stare. Dico, per capire bisogna essere allettati che uno che la può rubinetto e non esce l'acqua. Bisogna essere allettati, no? Avvocato, ha ragione, avvocato. E non si lamenta e non dice niente. Ha ragione, Ale. Signori, ora venite al mio comizio, che ne vediamo più tardi. Anzi, a proposito, una volta che ci sogno, lei qua, accattate il giornale. O sole, tonalina, se no accredete. Onore, aliassi, chi se tutti i clienti nostri sono? Che bellezza. Bello che sei, lo vedo. Un sacco di numeri, un sacco di voti, caro mio. Basta. Adesso noi entriamo con il donnino che dobbiamo parlare con lui. Poi piano piano con la massima calma e educazione entrate uno per uno, noi vi chiamiamo uno per uno e poi uno per uno voi ci direte che cosa avete di bisogno. Qui abbiamo il registro dove ci sono scritti tutti i vostri voti, qua non registro, vi chiamiamo uno per uno e più voti portate, più favori avete. Va bene? Santo, ragazzi! Come signor segretario? Facci strada. Bravo! Onorevole, benvenuto. Onorevole. Che cuore che vi faccio. Grazie, caro maestro. È sempre un piacere venirla a trovare qui nel suo salone. Quando veniamo da Palermo non possiamo fare a meno di venire al salone di Girgenti. Obrigata. Onore, la Nuri è tutto mio. Grazie, donnino. Gioacchino, riposo. Come lo chiama onore? Gioacchino, onore.
È la prima volta che sento chiamare a Giachino Gioacchino e credo che per me manco Parrino quando lo battia la fa chiamare Gioacchino. Vero, allora, ma come madre mi ci chiama così, vero? Gioacchino, tua nonna ancora viva, tua nonna è la comare di Tomati, che anziana, ancora viva Signor segretario, fino a quello campano. Nanti però sempre ci diamo voto all'onorevole, e siamo 15 in famiglia. 14, perché mio zio Chilo di 86 anni morì 6 mesi fa. Mi dispiace, segno un voto in meno. Già fatto, onorevole, già fatto. Noi siamo venuti qui a capire un po' come funzionano certe cose, già con il parroco abbiamo parlato e capiamo già come funziona tutto il meccanismo. E noi qui in questo salone ci troviamo sempre una calorosa accoglienza. E sapi che è segretario, onore, che è un pazzo di distinzione. Per me quando posso aiutare qualcuno, o è ricco, o è povero, con tutto il cuore, che posso fare? E qui è l'errore, caro Donnino. Sì. Qui è l'errore. La distinzione edifica, arricchisce, soprattutto fortifica il mondo, caro Donnino, caro Gioacchino. Ha bisogno di numeri. Io ne ho 14. Di numeri. E poi lei deve capire, caro Donnino, che è molto apprezzato allo paese, molto considerato da tutti, molto stimato assai. Lei è molto assai. Segretario. Parliamo di numeri, Donnino. Quando lei parla con mia, parliamo di numeri. In questo registro ci sono più numeri qua che nella cascia di maestri di scuola. E poi, caro Donnino, se le persone si confessano addirittura da lei al posto di confessarsi da Don Vicè, questo significa potere. Sì, ci vanno bene assai, Donnino. Sì, e appunto che ci vanno bene assai, Donnino. Questo potere diventa ancora più poterifero, ha capito? E quindi questo si traduce in numeri. Segretario, scusa, onorevole, e di numeri di matematica non ne ho capito mai niente. Ma una cosa la saccio, onorevole, io sogno solo. E hai un modo solo, e che sto voto è solo. Bravo il mio Donnino, bravo. Ma lei forse ancora non si è reso conto di una cosa, che potrebbe portare tanti numeri, centinaia di numeri, ha capito? Centinaia di numeri. È vero, Casimiro? E che diciamo centinaia, onorevole? Decine, Gioacchino, vero? Decine? Sì, decine. E questi numeri, questi centinaia di numeri, possono essere lautamente ricompensati. Un salone nuovo al centro, una radio nuova, una femmina nuova e perfino una televisione. La televisione, Donni, che bello! Non è calando solo o dottori e o sindaco. Lo so. Segretario, grazie. Grazie, onore. Voi sapete che io sono affezionato a queste 4 mura che in c'hai lume e cuore. Ascoltate, onore, o senti fuori gente come fanno, come non parlare con lei. Sapete che facciamo? Ci mandiamo a Giachino e il segretario a chiamarli e vi mettete a ragionare a come se fossimo a vostra casa. Benissimo, benissimo. Però li chiamiamo uno per uno, va bene? Ok? Gioacchino, seguimi. Facci. Con permesso. Grazie. C'è l'onorevole con Donnino, caccio il ragioniere che ho un segretario di l'onorevole. Signori, non vi preoccupate che risolveremo tutti i vostri problemi. L'unica cosa che non potremo fare saranno i miracoli, però quello che risolviamo si avvicina ai miracoli, quindi tranquilli, mi raccomando. Dati che raccomandazione avete? Io ci porto già da voi! Dobbiamo anche chiamarvi uno per uno, quindi Gioacchino mettili in fila. Già su primo! In fila!
Allora, come le pecore. C'è mia moglie che vuole prendere la bidella. Più paura, raccomandarsi lei. In questi posti di bidello è diventato difficile, ma molto difficile. Casimiro, come siamo combinati con i bidelli? Quanti voti avete? 25. Ma i 25 picca sono. 25 e per fare il posto del bidello ce ne vogliono almeno 70. 70. Però il bidello calava pure Gabinetti. E il bidello che sta settato sulla campana e parlava Gessi quando ce n'è bisogno. Per un bidello che sta, un bidello impiegato, diciamo, no? 120. Ce li trovo, tutti ce li trovo. Allora, assicurato, ce li trovo. Non lo sapete. Allora, arrivederci. Signor Caga ci voleva vedere una cosa molto importante, onorevole. Ecco, io voleva un posto importante sempre in qualche ufficio, ma accontentarsi di qualsiasi cosa. Mi stuffava a fare usato. Tagliare sempre, da mattina fino di vestita, non ne posso più. Voglio essere un pochettino più libero. Vediamo se c'è un bel posto di usciere. Sì. Casimiro, come siamo combinati? Grazie. Usciere fra un anno c'è, fra un anno. Ma ci vogliono 100 voti, 100 voti? Sì, 100 voti ce le posso portare, perché la famiglia è abbastanza grossa. Poi se ne trova 200 c'è un posto di passacorte. 200? No, ma contento di che gioco scemo. C'è mia figlia che si sta diplomando magistrale. Se ci metti una buona parola, magari ci potremmo far avere un massimo dei voti. Casimiro. 25 voti. Ok, grazie. C'è un posto di guardiano al cimitero. No, non ci voglio io al cimitero, no. Allora meglio un posto in capo circolare, come un bigliettario, se ne aspetto che tu per uscire, no? C'è un posto di bigliettario circolare. Buono. 32 voti. Vabbè, ci porti 32 voti allora, no? C'è mia madre che zoppia, è un giorno della pensione in età. Lo sai, nando in famiglia povera sei. Ma per favore, pensiamo a questa pensione per mia madre, per piacere. Casimiro, come siamo combinati? E allora, per la pensione di invalidità, 25 voti. Se vuole pure l'accompagnamento, 35. Grazie. C'è a mio figlio che da in capo, soldato a cuore, che fa? Ma fai sta cortesia di farlo venire in Sicilia, facessimi questo favore, onore, veramente, io lo chiedo per cortesia, facessimi questa cortesia, onore. Basta una telefonata. Sì, per questo ci vogliono 10 voti. Se poi lo vuole fare diventare sergenti, come ci altri, come ci davanti. Sergenti 80 dice la tabella e la tabella si comanda. Piacere. Onore, io non c'ho domandare niente. Però una cosa ci posso dire, io ci porto 1000 voti. 1000 voti? Già 1000 voti. Casimiro, organizza una riunione riservata con questo signore quando vuole lui, nella mia segreteria però. E con tutti questi voti ce lo possiamo pure portare al ristorante a mangiare degli amici nostri che non ci faranno neanche pagare. Picciolo, l'onorevole sta dicendo. Signori, l'onorevole. Buonasera, signor Bolone. Buonasera, avvocato. Giugiù, prego. Ah, già, vero, lo giù. Allora, avvocato. 300 copie sono pronte. E quanto è che c'è a dare? Al solito 900 lire. Ah. Avvocato, ci posso dire una cosa? Dici, se me lo giù. Se ti stampare una copia di sto giornale, ci viene a costa 3 voti chiostati quando la vinne. Ma dico io, ma perché una vinne a 10 lire pezzo?
Ma per me, Giù, non è importante guadagnare, ci guadagna è l'ultima cosa che voglio, l'importante è che i cristiani lo leggano, perché se costa assai i cristiani un solo non se l'accattano, ma non possono leggere, ma scusare. E se uno pensa di fare qualche cosa in funzione di quello che c'ha a guadagnare, un risultato è niente. Sì, avvocato, ma io travaglio per buscare un pane e non è che ci posso fare gratis. Lo capisco, Giù. Ma lei quando fa un travaglio non ci mette pure un poco di parte artistica, non è che cambia il prezzo, quindi una cosa ce l'ha messa in più. Ah, ho capito, so che mi vuole dire, avvocato. Lei mi sta dicendo che se un travaglio è già pagato, il cliente è contento. Esatto. Potessimo pure fare a meno di metterci la nostra maestria, però, oggi, per soddisfazione a maestria ci mettiamo lo stesso. Esatto, Giù, esatto, onde lo fanno tutti. Un travaglio quando si va a fare si deve fare con passione. Per me è una passione fare sta cosa. Ci spiego meglio. Quando uno sa pigliare un giornale, sa leggere un libro, non è che è una cosa importante come accattare un pane, perché il pane si accatta per mangiare, ma il libro non è che si accatta per mangiare, il giornale non è che ci mangi, quindi questa cosa per farla capire, ci a mettere intenzione, ci a mettere passione, la devi fare la devi trasmettere bene. Non capivo, infatti lei a chi ci mette? Fumetti, disegno, le poesie da propaganda, le cunde. La satira, Giù, la satira! La satira! Ma torniamo al prezzo. Allora, uno scrittore che scrive il primo libro e non conosce nulla perché è un emerito sconosciuto. Sicuramente quando va nell'editore ci vuole guadagnare. E pensa, io, che faccio pigli spese? No, ci guadagno. E no, amico mio, ci dico io. Il tuo guadagno dov'è? Il tuo guadagno è quando la gente si legge quello che è scritto nel tuo pensiero liberamente. Quello è il tuo guadagno. E quindi ce l'avessi da regalare un libro, non che se la fa accattare. Giusto, avvocato. La gente si accatta un libro, un giornale, perché uno è conosciuto. Se uno non è conosciuto, può frescare, non si ne accatta l'avvocato. Caro Giù, la popolarità e quindi, diciamo, la libertà di pensiero è una cosa bellissima. Come ci spiego? C'è presente che si mettono in mezza strada col cappello e suonano? Allora, se passa lei e ce l'ha sta monetina, è contento. Se passo io e monetina non ce ne lascio, però ci faccio l'applauso, io è contento stesso. Giù, questa è la vera libertà. Hai ragione, avvocato, ragione, Avi. E quando ci fanno l'applauso a lei, che sono veramente sinceri. Che? Avvocato, ci posso dire una cosa? Dicissimi. Tutti sti politici, quando fanno i comizi, e cristiani tutti... Bravo! Bravo! St'applausi sono tutti falsi. Usaccio. Sono ruffiani di convenienza. O fanno per interessi e capire la raccomandazione. Vero. Ma sutta i cristiani non ne possono manco vedere. Li odiano. E i politici chi se lo sanno, ma se ne fottono. A Idri ci interessa solo il voto. E quando arrivano a casa pieni di grana e di potere, Idri lo sanno, che la stima e lo bene della gente, con le grana, non si accatta niente. Io spero che qualche cosa in questo schifo di paese cancia. Ma è una grande speranza che da mia, sapete? Però saccio di sicuro che c'è qualcuno che la pensa come a me. È vero, avvocato, vero, casa, ma speriamo. Me ne vai Giù. La salute, arrivederci, Giù. Avvocato. Ricordatevi che io ho fatto un giornale, non è ora che cominciassimo a leggere, perché la scopa è un giornale che... popolo di...
anche se non ce l'avete una lira, che è il costo del mio giornale, io gliela do a credenza, purché lo leggete questo giornale, perché è quello che ci dice tutto su questa città ed è la vera verità, la vera verità. Ieri sono stato al cimitero di Buonamuro e sapete che cosa ho visto? I morti! Bravo! No! Sì, ho visto i morti che galleggiavano nell'acqua e voi siete morti di sete, morti senza acqua! Popolo di... Esatto, proprio così. Se mi aveva ragione, siamo una volta che siamo pecorona. Io ho detto sempre la verità su questa città e su tutte le ingiustizie che ci sono. L'acqua, ammonnizza e non è cambiato niente. Ricordatevi che fra 50 anni, 60 anni, 80 anni avrete sempre gli stessi problemi. Popolo di... Alessandro, venisse che l'hanno detto loro, io non ho detto niente, eh? Perciò l'onorevole è un grande, stravinci, piglia 25.000 volte. L'onorevole è un grande. Un grandissimo. Allora, a festeggiare. Certo. A mia favore per mio figlio mi piace avere. A me pure, o posso impedirla di mie mogli, ce l'ha. Senti. A me il segretario mi disse che fra 6 mesi mi aveva arrivato una liccia che c'è scritto che vincevo il posto di uscieri. Arrivo già, mi vai a setto, che un fazzolenti. Buono, questa sì che è vita. A me l'onorevole non mi dette niente. Che c'è? Ci tocchiamo e il segretario mi disse, dice, non ti preoccupare. E non mi fece avere niente. Comba, ora stai chiedendo questo bedone? Quando stai avendo questo bedone a Buonamuro a festeggiare stai avendo. E che può fare Giorgio? Io puro, l'acqua va bene, me ne vai a Buonamurone a lingere l'acqua come un cornuto. A Giorgio, a pensa salute. E invece Giorgio. Ora ci andiamo già sotto la taverna a Rabato. Che fa? Tu vai a bevere che vino? Venne vai a fontana a Buonamurone e va a bere un bocconeggio d'acqua che mi sa meglio. Comba, ci fossi scappare questa città. La Sicilia è tutto uguale. E tu, che sei picciotto, tu la pensare. Pensatilla mentre che sei in tempo, ascolta mia. Pensatilla. Sta pensando. Vi saluto, va. Piccio, silenzio. L'avvocato sta arrivando, silenzio. L'avvocato c'è. L'avvocato c'è. Che poi bravo, ma che può fare l'avvocato? A me invece a raccomandazione dell'onorevole che Giomo dice, pigliavo questo posto. Anche se l'acqua nel caso non arriva, non ci fa niente, nando in famiglia, ne arrangiamo. Perciò l'importante è che c'ho travaglio. Vero, giusto. Amoni picciò, amoni a taverna. Giornale avvocato. No, io tutte prenotate. Uno solo. Ma niente avvocato, la prossima volta, va. Va bene, la prossima volta ne vediamo. Arrivederci. Le cose. C'ho ragione. Come non volevi dire? Salutiamo Donnino. Oh, salutiamo, avvocato. Donnino, lo sapete ormai. E ci sapi aiuto io. Ormai. Lo sapete come? Allora, aspettate avvocato, faccio il mio. Domani. Avvocato. Sa sentarsi, avvocato, sa sentarsi. Mi portare il giornale, questo nell'accatto, eh? No, Donnino.
Sti giornali, glieli lascio in omaggio. Avvocato, scusate, ma saccio che lei ci rimette di sacchetta e sfatti me lo porta in omaggio? Nella vita, Donnino, è meglio rimetterci grana di sacchetta che rimetterci a faccia. Avvocato, ascoltate, saccio che lei ha una bella reputazione e possiamo insegnare che una buona reputazione vale più dell'oro. Grazie, Donnino, grazie. Ma pure voi avete una bella reputazione. Grazie, avvocato. E so che le cose che fate le fate a cuore aperto, le fate di getto, le fate onestamente. Grazie. Ma non come sto popolo di picuruna che di buona fede ne hanno poco o niente. Secondo me, Donnino, Pirandello ha preso proprio da questa realtà quella famosissima frase. Avvocato, e qual è questa frase? In quel di Girgenti nulla si muoveva e nulla accennava a muoversi. Lo sape che avvocato, che la gente si sape solo lamentare, però poi a ora di li fatti. Infatti, a ora delle fatti, un fanno i fatti. Avvocato, scusate ancora, lo sape perché si scandano a protestare, un sanno protestare, forse perché ossia sa passa buona e lo può fare. No, Donnino, no. La protesta non è che è un privilegio che abbiamo una volta che stiamo bene, di noi benestanti. Assolutamente. La protesta è un diritto di tutti i cristiani. Bravo l'avvocato, giusto. A proposito, ma vi ha scritto un pezzino con una frase di un filosofo, non è siciliano, è inglese. Ecco. L'occhiale mi scordavo, Donni. Aspetta, ci presto più di me. Speriamo che ci arrivi. Non smettete mai di protestare, non smettete mai di dissentire, di fare domande, di mettere in discussione l'autorità, i luoghi comuni, i dogmi. Non esiste la verità assoluta. E non smettete di pensare. Siate le voci fuori dal coro, siate il peso che inclina il piano. Un uomo che non dissente è un seme che non crescerà mai. Donni, non crescerà mai. Avvocato, io tante cose non capivo, però bravo. Donnino, grazie. Grazie a voi, avvocato. Donni, me ne vai. Se ne va, avvocato? Sì, me ne va. È una delusione continua. Donni, arrivederci. Arrivederci, avvocato. Arrivederci, Donni. Arrivederci. Portalo per davvero, o la Abbiamo avvocato, ci faccio l'avvocato a re. Complimenti avvocato per i suoi comizi e lo suo giornale. Complimenti. Complimenti pure a Bavoci. Grazie. Grazie, avvocato. Avvocato, aspettasse. Avvocato, stai partendo, me ne stai venendo. Poi l'onorevole, a raccomandazione non mi fici. Che fanno solo raccomandazioni a Codice Luigi. Avvocato, e in Sicilia un cangiamento non cambierà mai niente. Avvocato, lei è un grande, sarà ricordato per sempre. La saluto, avvocato.